classifica. I pronostici lasciano il tempo che trovano. Parola al campo con Feldi Eboli e Todis Lido di Ostia pronte a fronteggiarsi. Diamo lettura delle due formazioni per gli ospiti del Todis Lido di Ostia. Numero 1 Cerulli, 3 Esposito, 4 Gattarelli, 5 Barra, 8 Jetson, 9 Chilelli, 10 Cutrupi, 12 Colasanti, 14 Rocia, 21 Federico Barra, 26 Di Ponto, 44 Di Franco, 89 Poletto. L'allenatore è Gianfranco Angelini. Per i padroni di casa della Feldi Eboli, numero 3 Dalcin, 12 Ielmi, 19 Pasculli, 2 Moura, 6 Reiala, 9 Caruso, 10 Danicino, 11 Tres, 13 Bissoni, 22 Luisigno, 23 Senatore, 24 Caponigro, 25 Melillo, 87 Canabarro. L'allenatore è Alberto Richer. A dirigere il match ci saranno il signor Vincenzo Brischetto di Acireale e il signor Gennaro Cefalà di Lamezia Terme, al crono il signor Giuseppe Galasso di Avellino. Le due formazioni stanno prendendo il centro del campo. Possiamo vedere i quintetti scelti da Richer e Angelini. Per la Feldi tra i pali parte Marco Pasculli. I 4 di movimento sono Moura, Danicino, Tres e Canabarro. Risponde il Lido di Ostia con Di Ponto tra i pali, Cutrupi, Poletto, Esposito e Roccia. È tutto pronto. Si aspetta solo il fischio d'inizio affidato al signor Brischetto. Quadrato mister Richer. Feldi Eboli che attaccherà da sinistra verso destra del vostro teleschermo in completo rosso-blu. Risponde in completo bianco da destra verso sinistra ad attaccare il Todis Lido di Ostia. Ancora qualche attimo d'attesa e si parte. Il primo pallone della Feldi Eboli con Rudinei Tres che la tocca per il primo squillo di Rodrigo Canabarro. Ci mette le mani Di Ponto, rettifica nello starting 5 del Lido di Ostia. Non c'è Rocia bensì Gattarelli. Vediamo questo corner, Tres sulla palla, la chiama Canabarro, riceve, calcia di prima intenzione Rodrigo Canabarro, subito attivo in questo inizio di match il numero 87 Ebolitano. Adesso palla in avanti con Pasculli che in uscita butta via la palla. Adesso Lido di Ostia in impostazione con Cutrupi che la tocca per Gattarelli. Palla alla ricerca di Poletto, ben letta da Davide Moura. Ora la Feldi a gestire. Atteggiamento difensivo diverso da parte delle due squadre. Feldi Eboli subito pronta in pressione quando non è in possesso di palla, mentre il Lido di Ostia, come abbiamo potuto vedere in questa circostanza, aspetta gli avversari nella propria metà campo. Fa girare palla allora la Feldi con Moura. Tres su lungolinea per Canabarro, il tocco di prima per Davide Moura. È già la terza conclusione verso lo specchio della porta difeso da Di Ponto da parte della Feldi. Le due conclusioni di Canabarro e questa di Moura. Solo su una ha dovuto metterci le mani Di Ponto. Cutrupi adesso in difficoltà, riesce ad uscire, palla per Poletto, Gattarelli non la tiene in campo.
Laterale per i padroni di casa, affidato a Rodrigo Cannavaro. Rudinei Tres a puntare Esposito. Tres se ne va sul lungolinea e Nesti Rada gli dice di no. Matteo Esposito. Danicino con il tiro ribattuto, altro corner per i padroni di casa. Cannavaro, scucchiaia per Danicino che non si coordina nel migliore dei modi. Tiro sbilenco che finisce ampiamente al lato. Cutrupi, sempre in pressione alla Feldi. Gattarelli si appoggia da Poletto, l'ex del match. Esposito in difficoltà, regala palla a Moura che la mette per Tres. Il vantaggio della Feldi Eboli di Rudinei Tres. 1 minuto e 44 secondi di gioco e la Feldi Eboli è già in vantaggio con il suo numero 11. Ha dato i suoi frutti la pressione portata dalla squadra di Richer con Esposito in difficoltà, che ha lasciato una palla vagante lì al centro. Attenzione intanto a Poletto, dicevo, con Esposito che ha lasciato una palla vagante lì al centro del campo. Moura ne ha approfittato e l'ha messa sul secondo palo per Tres, che si è fatto trovare pronto e ha depositato la palla in rete per l'1-0. Adesso porta pressione anche il Lido di Ostia con Angelini che guida i suoi dalla panchina. Moura riesce a guadagnare la rimessa laterale con Cannavaro, che però avrebbe voluto la palla tra le linee per eludere il pressing avversario. Assenze importanti in entrambe le rose. Tra le file della Feldi Eboli mancano Capitan Romano e Ciano. Assenza importante anche in Casalido con Gabriel Motta che è squalificato e sta assistendo alla partita dagli spalti. Bello il tacco intanto di Cutrupi, lascia la palla lì per Poletto. Buona la parata di Pasculi, ancora recupera palla Cutrupi e guadagna la rimessa laterale. Primo squillo da parte del Lido con Marco Pasculi che ha detto di no alla puntata mancina di Cutrupi. Esposito sul lungolinea per Poletto, su di lui c'è Moura. Poletto fa uscire la palla per Esposito, si va dall'altro lato da Gattarelli. Ancora Poletto e Moura a lottare. Poletto prova a cambiare lato per Esposito che applaude l'iniziativa del compagno. Ci ha messo la testa però Danicino. Altro laterale Lido di Ostia. Esposito per Cutrupi. Gattarelli, Esposito. Cutrupi chiuso da 2, guadagna comunque un'altra rimessa. Poletto rischia sulla pressione di Moura, la palla arriva tra le mani di Di Ponto che rilancia velocemente per Cutrupi, chiuso da Tres prima e Cannavaro poi. Luisinho, primo pallone toccato dal capocannoniere della Feldi Eboli, 5 le reti fino a questo momento per lui in campionato.
press, prova a cambiare lato Gattarelli, anticipa Luisinho, ancora Gattarelli, va ad Esposito tra le linee, Poletto ci prova di prima, vorrebbe un tocco che c'è stato. Cutruppi sulla palla, messa dentro, letta bene questa situazione da Bissoni. Caruso in avanti per Tress che ha spazio, Tress! Palo incredibile! Occasionissima per la Feldi Eboli, ancora con Rudinei Tress pescato solissimo contro Di Ponto, sfortunato in questa circostanza il numero 11 della Feldi che ha colpito il palo. Rocha per Esposito, Chilelli, Jetson, Caruso ci mette il piede, Jetson protegge l'uscita della palla. Ancora Alexandre Jetson, l'ultimo acquisto del Lido di Ostia, arrivato da pochissimo, esordito contro l'Acquesapone nelle sue prime due partite con la casacca del Lido, conquistato 2 calci di rigori. Elemento sicuramente di spessore che potrà aiutare il Lido di Ostia in questo proseguo di campionato, nel mentre c'è stato il tiro di Luisigno con Di Ponto che ha messo la palla via. Caponigro, Bissoni, Caruso, Caponigro, Bissoni prova a servire in avanti Caruso, trattenuto da Jetson regolarmente però. Rocha si poggia da Chilelli, cambiolato per Barra che prova a calciare, Murato, ancora Ostia, Rocha prova l'imbucata direttamente tra le mani di Marco Pasculli. Bissoni, Luisigno, Caponigro, Caruso, ritorna indietro il Lido di Ostia perché la Feldi Eboli ha fatto muovere bene il pallone. Adesso Caponigro prova a puntare, chiuso in raddoppio da Chilelli. Caponigro tocca per Luisigno, imbucata per Caruso, il tocco per Caponigro, la parata di Di Ponto. Jetson in avanti dove c'è solo Pasculli però. Pasculli in avanti alla ricerca di Caruso, la tiene bene Caruso, la mette giù. Jetson gliela sporca, laterale Feldi Eboli, si è un po' spostata la porta di Ponto. L'ultima azione offensiva della Feldi con il tiro parato su Caponigro, fatta rimettere prontamente a posto dal signor Cefalà. Si può ripartire con Luisigno
che guarda la porta, finta la conclusione, va da Caruso. Caponigro a puntare Barra, se ne va Caponigro, la mette sul secondo palo, un po' più indietro però rispetto alla posizione che aveva occupato Bissoni, nulla di fatto quindi. Barra in avanti per Chilelli che lotta con Bissoni, ancora Chilelli, la vorrebbe Jetson dall'altro lato e riceve su lungolinea per Barra, ci prova col mancino, conclusione lenta, facile preda di Pasculli. Bissoni per Caponigro, Luisigno chiude l'1-2 con Caponigro che può partire, Caponigro ancora di punto, ci arriva Luisigno, gliel'ha toccata Caruso, altra occasione per Vincenzo Caponigro, ottima anche questa volta la parata di Ponto. Otto i minuti trascorsi in questo primo tempo, Feldi in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Rudy Neytres. Partita comunque molto bella fino a questo momento con tante occasioni, ha avuto un'occasione importante anche il Lido di Ostia con Cutrupi, molto attenti i due portieri fino a questo momento, sia di Ponto da un lato che Pasculi dall'altro. Ancora Feldi Eboli, Bissoni, bellissimo il movimento, altrettanto bella la parata di Ponto. Caponigro sulla palla, la mette, o almeno ha provato a metterla per Bissoni, e il piede di Esposito ha impedito ciò. Luisigno, testa alta, va da Bissoni, ancora Luisigno, Bissoni si appoggia a Caruso e prova col tacco a farla uscire, recupera palla Esposito, Poletto lascia sul posto Caponigro che però rinviene fallosamente secondo il signor Cefalà. Discussione tra il signor Cefalà e Rocia che voleva una punizione praticamente al limite dell'area, posizione fatta rettificare dal direttore di gara. Effettivamente il punto di battuta era più dietro rispetto a quello chiesto da Rocia, che si incarica della battuta di questa punizione. Rocia ci prova con l'interno destro, ribatte la difesa della Feldi. Anzi no, c'è stato il tocco di un giocatore in maglia bianca, quindi è laterale per i ragazzi di Richer. Luisigno, bella palla per Canabaro che non riesce a girarsi, a lottare Bissoni, ne esce vincitore Gattarelli. Allora Cutrupi, doppio passo su Canabaro, chiuso poi da Moura, la palla è ancora del Lido di Ostia con Rocia che sbaglia il passaggio. Canabaro in possesso, Luisigno, Moura, chiede pressione Ciccio Angelini ai suoi, la Feldi si appoggia da Pasculli che prova a servire in avanti da Nicino, lo fa male.
time out chiesto dal Lido di Ostia. Le due squadre che ritorneranno in campo ad inizio settimana prossima. Il 22 Feldi Eboli che sarà impegnata sul campo del CDM Genova, impegno casalingo invece per Todis Lido di Ostia, che ospiterà il Real San Giuseppe, altra formazione campana. Riprende il gioco con Cutrupi che dà una palla difficile a Poletto, che era riuscito a sfuggire alla marcatura avversaria, però aiutandosi col braccio metà del primo tempo. Danicino scambia con Moura. Luisigno dà ritmo al suo possesso la Feldi Eboli. Cutrupi però ruba palla, ancora Cutrupi, gioco di gambe, alla fine la lascia lì con Canabarro aiutato da Moura a recuperare il pallone per i padroni di casa. Danicino su lungolinea per Canabarro, prova a cambiare lato, colpisce lo stesso Danicino. Canabarro adesso pressione costante da parte del Lido. Canabarro tra le linee, Danicino ancora una volta con l'uomo tra le linee, la Feldi Eboli riesce a far abbassare la linea difensiva dell'Ostia. Moura prova l'imbucata, Gattarelli in scivolata a metterla via, palla adesso regalata a Moura, altra scivolata questa volta di Esposito. Moura, c'è il tocco per Canabarro. Canabarro rischia sulla pressione di Poletto, con un rimpallo riesce ad andare via. Ora Tres, può puntare Matteo Esposito, Tres se la porta sul mancino, viene chiuso. Ripartenza Lido con Esposito, palla per Poletto che si gira in un attimo, ancora Pasculi col petto. Di Ponto in avanti, questa volta anticipato il numero 89 dell'Ostia da parte di Moura. Poletto lascia la palla lì per Esposito, o almeno così avrebbe voluto Esposito, che alla fine è stato anche toccato dal compagno. Ricambio, c'è stato un siparietto duraturo tra Canabarro e Esposito, il signor Cefala con Canabarro che ha suggerito all'arbitro di controllare bene
quando batteva Matteo Esposito, in quanto secondo lui sbagliava a battere. Sulla rimessa successiva infatti è stato chiamato il ricambio ad Esposito con conseguente lamentela nei confronti dell'arbitro. Attenzione intanto a Tres col tiro di punta. Esposito contro Caponigro, si allunga la palla, fischiato il fallo a Vincenzo Caponigro, secondo fallo per la Feldi, 2 anche quelli commessi dall'Ostia. Rocia ci prova con Jetson appostato sul secondo palo che non riesce a ribadire in rete. Ancora Ostia, ancora Rocia, Danicino su di lui, riesce a strappargli la palla, riparte Danicino, è finito a terra, Bissoni lontano dalla palla. Fallo cumulato al Lido di Ostia, con Bissoni che sta chiedendo il giallo per Jetson. Non c'è però il cartellino. Terzo fallo commesso dall'Ostia. Si chiariscono a distanza in portoghese Bissoni e Jetson. Bissoni, il tocco per Caponigro, colpisce Danicino, attenzione al contropiede del Lido di Ostia, palla imprecisa però di Chilelli. Caponigro direttamente in avanti per Danicino, trattenuto ancora da Jetson, che non si capacita del fischio del signor Cefalà, che allora va a dirgli due parole. Quarto fallo commesso dagli ospiti. 6:58 ancora da giocare in questa prima frazione. Jetson ancora non è convinto. Rumoreggiano i pochissimi presenti al Pallasele. Si può ripartire con Caponigro che ha intenzione di tirare, lo fa. Atto terzo, Caponigro di punto. Fino a questo momento ha avuto sempre la meglio il portiere del Lido di Ostia. Bissoni al centro per Tres, Jetson cadendo di spalle riesce a ribattere la conclusione. Danicino, palla lasciata lì per Tres, Caponigro calcia male questa volta. Jetson in avanti per Chilelli. Esposito. Ancora Chilelli, spalla alla porta. Va da Rocia. Gioco di gambe su Caponigro che resta lì. Allora gira a largo e va da Jetson che restituisce il pallone al numero 14. Scambia con Chilelli, chiude Tiago Bissoni. Di Ponto
rilancio lungo direttamente tra le mani di Pasculli. Tres riesce ad andare via, quinto fallo Lido di Ostia e cartellino giallo per Jetson, che lo stava cercando ripetutamente. Questa volta non ha potuto fare a meno che ammonirlo il signor Cefalà. 6 da giocare, bonus falli esaurito da parte del Lido di Ostia. Al prossimo eventuale fallo commesso dai ragazzi di Angelini, la Feldi Eboli andrà al calciare il tiro libero. Bissoni scambia con Tres. Vediamo se questo quinto fallo modificherà l'atteggiamento in non possesso da parte del Lido di Ostia. Palla lasciata lì in mezzo per Tres, che dopo una serie di finte ha calciato in maniera morbida pensando che Di Ponto si buttasse. Così non è stato, col portiere del Lido che è rimasto in piedi e ha comodamente parato la conclusione di Tres. Caponigro, puntare Chilelli, cambio lato per Tres che sbaglia il tocco alla ricerca di Caruso. Tres ha già recuperato palla, serve Caruso, troppo potente il passaggio di Tres. Gattarelli, ancora palla regalata alla Feldi, ancora Tres e ancora Di Ponto che tiene a galla i suoi. Caponigro, Bissoni, tiene palla alla Feldi con Bissoni che adesso cambia lato per Caruso che la mette giù. Caruso di punta, Gattarelli a chiudere. Caponigro va da Bissoni, la rivorrebbe Caponigro, eccolo che riceve. È ritornata però indietro la Feldi rispetto alla zona offensiva in cui aveva battuto la rimessa laterale. Rimessa adesso dall'altro lato per i ragazzi di Angelini. Poletto prova a prendere il centro del campo, serve poi Rocha, chiuso da Caruso, può ripartire Luisigno, palla per Caruso, chiuso da Rocha, laterale per il Lido di Ostia secondo il signor Cefalà. Caponigro commette un altro fallo, terzo per la Feldi, commessi tutti da Caponigro che ha provato ad anticipare Cutrupi, non ci è riuscito e ha quindi commesso fallo. Gattarelli la tocca per Cutrupi, adesso Poletto, Rocha, bella la palla dentro per Cutrupi, 2 su di lui Cutrupi,
tocco da biliardo di Cutrupi e il pareggio del Lido di Ostia. Alla seconda occasione utile Cutrupi riporta la partita in parità qui al Palasele, dopo che la Feldi aveva flirtato più volte con il gol del 2-0. Adesso ancora Rocha che perde palla, allora Moura ci prova col destro che finisce altissimo. Gattarelli, Poletto, Cannavaro su di lui, riesce a far uscire la palla. Ora Cutrupi prova a puntare Luisinho che lo chiude, ripartenza Feldi, Moura, palla al centro dove c'è Gattarelli prima di Caruso. Laterale Lido di Ostia. Palla già recuperata dalla Feldi con Danicino che appoggia di petto a Marco Pasculli. Luisinho, Danicino prova a girarsi su Rocha, messo giù Danicino che frana addosso all'arbitro. Ora in anticipo su Poletto, Danicino sbaglia il passaggio di ritorno e regala palla al Lido. Rocha, Di Ponto, in avanti per Poletto, in qualche modo Pasculli, palla dall'altro lato buona per Danicino che la domestica, Danicino non la tiene in campo. Gattarelli in difficoltà, sceglie il male minore, ovvero buttar via la palla. Time out richiesto da mister Alberto Richer, che dopo un primo tempo giocato bene dalla Feldi con tantissime occasioni si ritrova adesso in parità dopo la rete di Cutrupi. Tante le occasioni per i ragazzi di Richer. Con Di Ponto sicuramente il migliore in campo per il Lido di Ostia. 2 minuti esatti al termine della prima frazione, con il Lido di Ostia che ha raggiunto da qualche minuto i 5 falli. Si ritorna in campo per gli ultimi 2 minuti di gioco in questo primo tempo qui al Palasele tra Feldi, Eboli e Todis Lido di Ostia. 1-1 il punteggio, le reti di Tres e Cutrupi. Padroni di casa adesso in possesso con Davide Moura. Luisinho, Danicino, spalle alla porta, vorrebbe girarsi, poi va da Luisinho, ancora Danicino, calcia Di Ponto. Luisinho, palla dentro, si chiude a riccio la difesa del Lido con
Esposito che però non riesce a far uscire il pallone. Rimessa Feldi, già battuta da Luisinho. Danicino. Luisinho alla ricerca del varco giusto, i ragazzi di Richer. Canabarro. Danicino, scambiano i due. Danicino, scambio prolungato, riesce a chiudere Matteo Esposito. Allora Di Ponto lancia Pauletto che converge verso il centro, serve Gattarelli. Diagonale che finisce direttamente in fallo laterale. Moura, Luisinho. Ancora Moura. La ricerca di Caruso in posizione avanzata. Ci mette il piede Raul Rocha. Moura scambia con Canabarro. Gattarelli anticipa Caruso, può ripartire il contropiede dell'Ostia con Luisinho che rientra in tempo per chiudere il passaggio di Raul Rocha. Già dall'altro lato adesso Moura ci prova, ancora Di Ponto. (11 secondi in possesso la Feldi), vediamo se riuscirà ad imbastire un'azione d'attacco. Palla dentro per Caruso! Sulla sirena! Umberto Caruso! 2-1 Feldi Eboli! E finisce così il primo tempo. Tutta la panchina del Lido di Ostia a protestare nei confronti del cronometrista, il signor Galasso di Avellino. Il gol è buono, la Feldi Eboli si riporta in vantaggio con il cronometro che dice 0-0. Eccolo il duplice fischio da parte del signor Cefalà. Si chiude nel modo più pazzo possibile questo primo tempo tra Feldi Eboli e Lido di Ostia. 2-1 in vantaggio i ragazzi di Richer grazie alla rete e allo scadere di Umberto Caruso. Parapiglia a bordo campo tra le due panchine. Tutto però si risolve nella maniera più pacifica. Allora per questo primo tempo è tutto, noi andiamo a prenderci un caffè e ci risentiamo per la ripresa. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui al Palazzele di Eboli. Feldi Eboli 2, Todis Lido di Ostia 1. La rete allo scadere della prima frazione da parte di Caruso, con annesse proteste da parte del team ospite. Si riparte con il Lido che attacca da sinistra verso destra nel vostro teleschermo in completo bianco. Feldi da destra verso sinistra in completo rosso-blu. Bissoni, Luisinho, Canabarro, palla sulla testa di Luisinho, mette via la difesa. Lido di Ostia che ha iniziato questa ripresa col quintetto, con lo starting five di questo match. Feldi che invece
cambiato rispetto al quintetto iniziale. C'è Pasculi tra i pali, poi Canabarro, Caruso, Luisigno e Bissoni. Sbaglia il passaggio Canabarro, attenzione 3 contro 2, Cutrupi calcia, ribatte lo stesso Rodrigo Canabarro. Esposito, Poletto, lotta tra Bissoni e Poletto, giocatori che praticamente si sono scambiati lo scorso anno, con Poletto che è andato via da Eboli nel mercato di dicembre e Bissoni che è arrivato invece. Ci prova adesso Poletto con una specie di rovesciata, tentativo fallito. Canabarro, Caruso riesce a passare in mezzo a due Caruso, poi Canabarro, palla sotto le gambe di Poletto, Bissoni, ancora Canabarro, ritorna indietro Tiago Bissoni, Luisigno tra le linee, chiuso da Gattarelli, non c'è fallo, Luisigno da terra, lotta, alla fine Bissoni fa carambolare il pallone addosso a Gattarelli, che chiede al signor Cefalà se può giocare da terra Luisigno. Piccolo battibecco anche con Bissoni. Bissoni adesso prova a pescare Luisigno. Di Ponto, Cutrupi ha un po' di spazio, può avanzare, prova a servire Esposito, lo fa male. Canabarro, Luisigno, controllo infelice, prova ad approfittarne Cutrupi, rinviene Bissoni, la palla è ancora del Lido di Ostia. Ancora un passaggio impreciso, questa volta di Gattarelli. Luisigno, Bissoni, Bissoni la mette via sulla pressione dell'Ostia. Cutrupi sul lungolinea per Gattarelli, palla per Esposito, scambia con Poletto, vince un rimpallo Esposito, poi la palla si allunga troppo, finisce tra le mani di Marco Pasculli. Canabarro sbaglia il passaggio intercettato da Cutrupi, sbaglia anche il Lido di Ostia, imprecise le due squadre in questo inizio di ripresa. Brutto fallo di Gattarelli che va a prendersi il giallo, il secondo del match, entrambi per il Lido di Ostia. Dopo Jetson finisce nella lista dei cattivi anche Gattarelli. Canabarro prova a scambiare con Tres, bravo Esposito ad intercettare, ma non troppo, perché poi si porta la palla fuori dal campo. Bissoni, no look alla ricerca di Danicino, chiude Gattarelli che poi trasforma l'azione da difensiva in offensiva, e ancora Christopher Cutrupi. Il Lido di Ostia si riparte in parità ancora con Cutrupi
ma ha fatto tutto Gattarelli praticamente. Bravo ad intercettare nella propria metà campo e poi a spingere l'azione fino a mettere la palla sul secondo palo, dove Cutruppi ha realizzato uno dei gol più facili della sua carriera. 2-2. Il Lido di Ostia non molla e per la seconda volta in questo match si riporta in parità. Canabarro in avanti per Danicino, bravo a girarsi, poi bada più alla potenza del tiro che alla precisione, col pallone che non trova lo specchio della porta. Poletto, Jetson, Rocia, c'è il tocco con la mano da parte di Tres, che ammette di aver toccato la palla col braccio. Rocia, lunga rincorsa e spaccata a chiudere Marco Pasculli. Ammonito mister Richer in panchina dal signor Brischetto. Rocia, Poletto, difficoltà, tiene la palla incollata al suo piede destro. Ora Rocia trova Esposito dall'altro lato del campo, ritorna indietro il numero 3 del Lido. Poletto ha un problema, però mette la palla fuori e viene sostituito. Speriamo non sia nulla di grave per Fabio Poletto. Chilelli strappa via la palla Tiago Bissoni. Ora Tres prova ad accendersi, viene chiuso Jetson con troppa fretta, prova a lanciare Rocia. Dani, Canabarro, Tres, un po' di spazio, la porta sul mancino, Tres raddoppiato da Esposito, che riesce a ribattere il tiro del numero 11 della Feldi. Palla dentro per Danicino, però il gioco era fermo, deve fischiare signor Cefalà. Tres fuori per Canabarro, il suo tiro è stato deviato. Tres scambia con Dani, palla messa dentro dove c'era Bissoni, c'è stato un tocco da parte della difesa. Non è d'accordo su questa rimessa Ciccio Angelini. Sicuri invece della propria chiamata i direttori di gara. Si può giocare allora con la Feldi che lascia una palla vagante, può ripartire Esposito. Chiuso da Bissoni, ma la palla è ancora del numero 3 del Lido.
che alla fine riesce a farlo uscire da una situazione ingarbugliata. Jetson in avanti per Chilelli, Tress su di lui, non la tiene in campo Tiziano Chilelli. Tress, Davide Moura, Tress, ancora Moura, pronti Caponegro e Caruso ad entrare per la Feldi. Moura, Rocia non riesce a spazzare, allora ancora Feldi, Canabarro, palla un po' lunga per Tress che riesce, anzi no, non riesce a tenerla in campo. Di Ponto in avanti, troppo lungo il suo rilancio. Caponigro, Tress la lascia scorrere per Moura, ancora Tress, Moura prova a girarsi in insolita posizione da pivot, Gattarelli a chiudere, la palla messa al centro da Moura, Chilelli controllo infelice, altrettanto infelice il controllo di Caponigro che regala la rimessa laterale a Lido. Attenzione a Barra che supera Caruso, finisce anche il campo però. Caponigro, puntare Barra, Caponigro di Ponto con il piede, ora di Ponto al rilancio, ancora una volta però non riesce a trovare il proprio riferimento offensivo lì davanti. Attenzione a Tress che prova ad accendersi, attento Rocia. Caponigro, ora Caruso, Caponigro, Caruso, Caponigro, gira su se stesso Tress che va via, Tress, palla per Moura, l'ha deviata Gattarelli. Tocco provvidenziale da parte di Gattarelli sul piattone proposto da Davide Moura, che avrebbe avuto tutt'altro esito senza la deviazione del numero 4 del Lido. Ancora Moura, alto il suo tiro questa volta. Il signor Brischetto ha visto un tocco da parte di un giocatore in maglia bianca, si disperano i ragazzi d'Angelini. Questa volta sinceramente il tocco non l'ho visto neanch'io. Calcio d'angolo per la Feldi, recupera palla Cutrupi che riparte, Moura in qualche modo la mette in rimessa laterale. Rocia, face to face con Caruso, lo supera, rinviene Luisigno.
Caponigro, attenzione che sembrava un rilancio un po' alla cieca da parte di Caponigro, invece si stava trasformando nel gol della domenica. Per poco non ha trovato lo specchio della porta il 24 della Feldi. Moura, eccolo Caponigro, Luisinho, anticipato Caruso da Gattarelli, la palla però resta lì, l'ultimo tocco è di Caruso. Di Ponto, fallo commesso da Cutruppi in attacco. Moura, Luisinho, Caponigro, buona la palla per Caruso che ha provato a metterla giù ma non ci è riuscito. Adesso Raul Rocha, Cutruppi, serve il suo portiere Di Ponto che va da Chilelli che perde la palla. Allora Dani, Luisinho, anzi Danicino prova a puntare Esposito che tiene in velocità. Altro calcio d'angolo per i ragazzi di Richer. Luisinho, Caponigro non riesce a tenere basso questo pallone. Cutruppi, lancio sbagliato da parte del bomber del Lido di Ostia. Tres, Vissoni, girapalla alla Feldi, la ricerca del varco, Cutruppi tiene. Ultimi 9 minuti e mezzo di gioco, risultato fermo sul 2-2 dopo la rete di Cutruppi che ha riportato in parità il Lido, è andato sotto 2 volte in questo match. Di Ponto, palla in avanti, non trova il petto di Chilelli che sarà ben posizionato davanti a Tiago Bissoni. Lisigno, Tres, Danicino, Luisigno, fallo di Tres, fischiato
un blocco irregolare al numero 11 della Feldi. Jetson in difficoltà, la mette in laterale. Tress, il tocco per Luisinho che lascia partire un missile terra-aria che però non trova lo specchio. Jetson scambia con Chilelli, ha un po' di campo davanti Jetson, sterza e serve ancora Chilelli, rinviene Tress, può ripartire la Feldi, preferisce manovrare Danicino e si appoggia a Luisinho Brizzi. Dani, il tocco per Tress che posiziona male il piede d'appoggio e calcia alto. Time out mister Angelini. 8:08 al termine del match, 2-2 il risultato. Le reti di Tress e Caruso per i padroni di casa, doppietta invece di Christopher Cutrupi per il Lido di Ostia. Vediamo mister Richer che dà indicazioni ai suoi. Richer che nella classica intervista pre-match non ha chiesto un riscatto rispetto alla partita di Cercola contro il San Giuseppe, ma ha chiesto tranquillità, ha chiesto alla propria squadra di giocare come sa, di esprimere un buon gioco per portare a casa la vittoria in questa partita. Il buon gioco da parte della Feldi si è visto in questo tempo e mezzo, però il risultato è di 2-2 con il Lido di Ostia combattivo che non sta lasciando nulla al caso, che ha saputo soffrire, ha saputo ripartire e sta tenendo la Feldi sul pari. Buona l'uscita intanto di Marco Pasculli su Raul Rocha. Con calma deve occuparsi della battuta proprio Rocha. Ricambio. Bissoni prova ad alzare il ritmo in palleggio la Feldi con Dani, Canabarro, Luisinho adesso un po' isolato, si appoggia a Pasculli che deve per forza rilanciare in avanti, dove c'è però Bissoni che fa carambolare la palla sulla schiena di Cutrupi e guadagna l'angolo. Batte velocemente Bissoni e Cutrupi ci mette la testa. Ancora Bissoni a battere dall'altro lato per Luisinho che arriva in qualche modo fischiato. Un altro blocco irregolare all'attacco della Feldi, quarto fallo commesso dai rossoblù. Chilelli perde palla, Dani, gioco di gambe, deve ricominciare. Dani, Thiago Bissoni, chiusa la difesa del Lido.
gira palla sul perimetro la Feldi. Canabarro, Tres, supera Chilelli, Tres la mette dentro dove non c'è nessuno, però al centro c'era Bissoni appostato sul secondo palo. Di punto, lancio lungo dove arriva Pasculli. Ora Canabarro, accenno di pressione da parte del Lido. Esce la Feldi con Tiago Bissoni. Tres sbaglia il passaggio, non si intende con Luisinho. Sei minuti al termine. Canabarro, Tressa, Canabarro, passaggio rischioso che viene comunque messo giù da Caruso. Adesso laterale per la Feldi. Bissoni, tocco per Tres. Tres prova a sterzare, chiuso da Esposito che è rimasto a terra. Problema al ginocchio forse per Esposito, che comunque si rialza aiutato da Caruso. Resta almeno momentaneamente in campo, riprende il gioco. Canabarro, Caruso, Tres, ancora Canabarro, prova l'imbucata, troppo prevedibile, riparte Esposito, tutta velocità Esposito, vince un rimpallo, anche il secondo resta lì. Cutrupi ci prova con una mossa di taekwondo. Canabarro, rischia sulla pressione di Rocia. Il suo passaggio era stato ben intercettato dal 14 del Lido, palla che poi però è finita tra i piedi di Pasculli. Ancora Feldi con Caruso, Esposito su di lui, Caruso lotta anche Esposito, si trattengono un po' a vicenda, la palla resta lì. Gattarelli non può che metterla fuori. Signor Brischetto va a dire qualcosa alla panchina della Feldi, nello specifico a Danicino, che è lì a bordo campo pronto ad entrare. Palla per Canabarro, paratissima di Ponto.
Tres, palla dentro, Esposito a deviare. Bissoni ha un po' di spazio, Tres può puntare, Tres, Esposito ancora una volta. Tres, palla dentro, deviata da Barra, Rocia prova a farla uscire, Cannabaro per Bissoni. Se l'è trovata sul destro, ci ha provato lo stesso Bissoni. Il risultato non è stato dei migliori però. Palla in avanti. La fa proprio a Tres, che poi la perde. Attenzione al contropiede con Gattarelli. Gigioneggia un po'. La perde. Allora 2 contro 2 con Tres chiuso e scivolata da Esposito, ritmi frenetici. Rocia è solissimo contro Pasculli. Rocia lo mette a sedere, si defila, la mette dentro, Pasculli la lascia lì. Gattarelli! Il vantaggio del Lido di Ostia con Daniele Gattarelli a 3:31 dal termine. I ragazzi di Angelini mettono il naso davanti. Subito time out per Riquer. Feldi Eboli, che ha avuto il pallino del gioco in mano per ampi tratti del match, si ritrova sotto contro un Lido di Ostia spietato sia in fase difensiva che offensiva. Hanno praticamente capitalizzato tutte le azioni d'attacco i ragazzi di Angelini, con Gattarelli che in questo secondo tempo ha preso la sua squadra per mano. Prima l'assist illuminante per Cutrupi e adesso la rete, sempre su un'azione da contropiede. E adesso vediamo il portiere di movimento schierato da Riquer. E Cannabaro. Gli altri 4 sono Luisinho, Tres, Danicino e Caponigro. È stato accumulato anche un fallo alla Feldi, che ha raggiunto quindi il quinto fallo. Nel caso in cui dovesse commettere un'altra infrazione la squadra di Riquer, il Lido andrebbe a calciare il tiro libero. Seguiamo adesso la manovra dei rossoblù affidata a Tres e Luisinho. Dani in angolo per Cannabaro, che sbaglia il passaggio, prende la mira Rocia e la devia, evitando il gol. Luisinho, provvidenziale il suo intervento. Provato la furbata Pasculli, provando a battere la rimessa dal fondo, e chiaramente calcio d'angolo. C'è stato il tocco di Luisinho, altrimenti il tiro di Rocia sarebbe finito in porta. Lo stesso Rocia a battere, palla dentro, la toccata a Bissoni. Esposito con calma si appoggia al suo portiere, palla in avanti proprio per Rocia, coi pugni l'allontana Pasculli, prova a pressare Lido di Ostia per non far rientrare Cannabaro. Adesso molla, e allora ancora power play per i rossoblù.
Luisinho, Danicino, Tres, Caponigro, palla che finisce sul fondo. Da corner il direttore di gara ha proprio sbagliato il passaggio. Caponigro, si pensava ci fosse stato un tocco da parte di un giocatore del Lido di Ostia, non è stato così, quindi calcio d'angolo per i bianchi con Cutrupi che prova a calciare. Roccia per Gattarelli, mentre viene ammonito il terzo portiere della Feldi, Samuele Ielmi. Riprende il gioco, 2 minuti e 5 secondi. Luisinho, Tres viene chiuso, non c'è nessuno tra i pali, ci prova Gattarelli. Alta la sua conclusione. Fa rientrare Pasculli tra i pali Richer, ma non c'è bisogno. Il Lido di Ostia torna direttamente nella propria metà campo, non va a pressare. Difende lì ai 10 metri la formazione di Angelini. Tres tra le linee, cicca la palla, Danicino fuori. Di punto in avanti, non ci arriva Rocia. Canabarro va a calciare Di Ponto, si allunga e la mette in angolo. Canabarro, Danicino, Luisinho, Luisinho sbaglia il passaggio. Si chiude bene il Lido di Ostia, anche con il portiere di movimento schierato da Richer. Esposito senza Fronzoli, la rilancia il più lontano possibile. Pasculli la mette giù per Tres. Caponigro, Tres tra linee Canabarro, Tres preso in controtempo, riesce a girarla per Danicino. 30 secondi. Luisinho, c'è il tocco per Danicino, in banda per Canabarro che la mette dentro, dove è ben appostato in chiusura Gattarelli. Canabarro, la mano di Ponto. Luisinho, Tres, cambia lato per Dani, ancora Di Ponto, Danicino da terra, riesce a toccarla per Canabarro, murato da Cutrupi. 3 secondi al termine. Mentre viene ammonito un membro dello staff del Lido di Ostia. Laterale Feldi, 3 secondi. Luisinho, Luisinho prova a superarli tutti, suona la sirena, finisce qui. Feldi Eboli 2, Lido di Ostia 3,
I ragazzi di Ciccio Angelini espugnano il Palasele di Eboli. Sale a quota 8 in classifica il Lido di Ostia, resta invece a 16 la Fel di Eboli. Per questa sera è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento da Carmine Fine, ci risentiamo per la prossima gara casalinga della Fel di Eboli.